Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi titoli più importanti del pomeriggio. Si torna a sparare a Catania. Un 31enne è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Marco con una ferita da arma da fuoco a un ginocchio. Sarebbe parente di un noto esponente del clan mafioso dei Cursoti milanesi. Aperta un'inchiesta sull'incidente mortale dello scorso 25 aprile allo svincolo per Siracusa. La vittima è il catanese di 75 anni, Santo Lombardo, indagata per omicidio stradale la conducente alla guida della Peugeot. 2 arresti a Randazzo e Manette Francesco Gallarni Pileri e Carmelo Pino, coinvolti nell'aggressione avvenuta lo scorso agosto ai danni di un egiziano, imprenditore colpevole di voler acquistare degli immobili all'asta. Respinto l'appello del GIP di Roma Nicolò Marino contro la sentenza del TAR di Lazio, il processo sul sistema montante resterà a Caltanissetta. E infine il meteo continua domani l'ondata di bel tempo. Per le previsioni e tutti gli altri approfondimenti vi basterà visitare il nostro sito www.neusicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci e buona serata.